Yo! 2 volte? Nah. What? Kate? Oh? Cirese! Oggi vibe diverso, è notte, quindi abbiamo preso una bella JDM. È una Civic Type R che non è Kunos, è una mod col turbo. Una Civic col turbo, 542 cavalli. What? Sta Civic è una bestia, gialla cattiva, è anche notte, quindi JDM, Yenase. Honda Civic Type R. Come sempre, guardiamo sempre le interior, tutto clean, boom, para. C'è un taxi là che vuole uscire. Niente, guidiamo come va. È una front wheel drive a trazione anteriore col turbo. VTEC kicks in, yo. Turbo. Ah sì, cavolo, a 5 marce, no 6. Dai. Comunque sì, Civic. Nah, Civic col turbo is great. What happened? No, sta Civic col turbo è spaventosa, ragazzi. Se questa Civic è una mod col turbo, arrivo a 542 cavalli, è una bestia, ragazzi. Io... Aspetta, ok, calma. Andiamo verso il Rainbow Bridge. VTEC. Oh, sto turbo c'ha un suono. Io. Sì, comunque questa mappa di notte ha un vibe diverso. Ha un vibe tipo alla One Gun Midnight. Ci sta. È tutt'altro vibe. Ho fatto un drift con una front wheel drive. How the fuck? Drake. Sì, come dicevo, è bella anche di notte. Vediamo. Già qua è molto più rumorosa. Rev match. Honda Civic Type R. Honda Civic Type R. Yes. Quella là, bella rossa. Tanto io spiego gli abbaglianti. Quella Tokyo Tower di notte proprio ti salta all'occhio. Bella. Poi io parlo sempre di Tokyo Tower. A me piace, non so perché. Ce l'ho anche sul mio titolo. A me piace la Tokyo Tower. I have no idea why, but I like it. Dai, con la pioggia. Sì, no, aspetta, sai cosa? Quasi. Cambio meteo e metto la pioggia, ok? Così vi spiego di cosa parlo. Ok, ho messo la pioggia. Ragazzi, quello di cui vi parlavo con la pioggia è un vibe diverso. Guardate la fisica della pioggia. Un easter egg figo. Se io adesso giro la telecamera verso destra, il finestrino si appanna per il fiato. Cioè, aspetta, guarda. Visto? Che si sfoca, perché col fiato si appanna. Io posso scrivere col dito immaginario. È fantascienza. Cioè, io posso appannare il finestrino e scriverci sopra, come nella vita vera. Ragazzi, ma che stregoneria è questa? Qua sono dettagli piccoli, però la pioggia è bella e glassante, di notte, un vibe. Allora andiamo qua, va bene. Qua posso farli andare lenti, più veloci, eccetera. Per il meteo, come vi dicevo nello scorso video, è molto personalizzabile. Potete scegliere poca pioggia, molta pioggia, neve, tornadi, uragani. Scrivetemi pure sotto che meteo volete, pioggia, eccetera. Con la Civic. Altro, anche l'acqua. E poi qua fa anche pozzanghere, quindi bisogna stare attenti. Turbo con la pioggia non vanno d'accordo. Sarà un po' scivoloso adesso. Poi terza persona. Honda Civic Tabo. Vediamo un po' così. Con la pioggia. Comunque sì, ci sta, ragazzi. Ci sta. Freno. Qua. Oh, sorry. Sì, oggi volevo fare un video diverso. Visto che gli altri erano tutti di giorno. Alterniamo, facciamo un po' di cose diverse. Notte con la pioggia, auto manuale, ho il cambio manuale. Se avete delle auto, scrivete pure nei commenti che auto volete vedere. Al primo posto libero, a costo.
Andiamo a sinistra, vediamo se trovo un posto per accostare. Ok, qua stiamo tornando ai pit. Turbo più VTEC dovrebbe essere legale. Aspetta, se non trovo un posto per accostare prima dei pit, praticamente vado ai pit e mi fermo là, quasi quasi. Yes. No, comunque anche sta Civic qua col turbo ha un bel suono, come sempre. E ha una bella fisica, perché ste auto, se magari sembra che sono tutte uguali col volante, perché è solo un volante, ma ogni auto ha un feedback diverso, cioè tu sai se stai guidando una front wheel drive, una GT3, perché si blocca con i gradi, cioè tu sai che auto stai guidando. Senti la strada, senti i bump, i speed bump, i dorsi, li senti, ha un bel feedback, un bel feedback. Senti le vibration. Cool vibrations. Ok, siamo arrivati. Nope. Ok. Permesso. E niente, torniamo a Tatsumi, parcheggiamo da dove siamo partiti. Però sì, questa Civic è illegale. È pazzesca. Rev matching. Ok, slow down. Ok, freccia. Let's go back to the beats. Ok, noi siamo partiti da qua prima, tutto sto NPC qua. Ok, da dove siamo partiti da qua prima di là, mettiamo le 4 frecce. E niente, oggi volevo fare un video un po' diverso dal solito, notturno con la pioggia, un vibe diverso, anche per farvi vedere un po' la pioggia. Intanto, guardate la fisica delle gocce sul parabrezza. Cioè, anche le gocce hanno una fisica. Beh, vi ho detto, sto gioco ha possibilità illimitate. Vi lascio i social come sempre, video, meme, GTA, è una pagina aperta. Mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi video, campanellino, tutte quelle robe là di YouTube. E niente, commentate che auto volete vedere nel prossimo video. Kane out. Bye. Play the outro as always.